Prego, Avvocato, quando vuole. Grazie, Presidente. Presidente, signori giudici, vorrei dire che se io sapessi come la pensate, non dal punto di vista del merito di chi è innocente o di chi è colpevole o chi va condannato o assolto, ma se io sapessi che voi potreste condividere la concezione che ho sempre avuto io di questo processo, io forse con 2 parole non vi farei perdere tempo. Io non so nel vostro foro interno che cosa pensiate. Io penso che questo processo, Presidente, sia nato per partenogenesi della giustizia, la giustizia che genera se stessa quando alla 5ª sezione del Tribunale si parlava di tutt'altra cosa rispetto al primo processo, perché qui abbiamo, ormai i processi hanno un titolo, Ruby 1, Ruby 2, Ruby 3, Ruby 4, è qua vicino a noi. Ha bollato questa specie di titolo, di marchio, ha bollato la vita di una ragazza che ha cominciato queste avventure quando era minorenne. E io mi ricollegherei alla parte finale della discussione di Paola Boccardi, che vi giuro senza avere accordato niente, mi ero segnato come con un appunto non aiutata, non assistita, non aiutata, non considerata una minore che doveva essere salvata, tra virgolette, essendo persona con delle tendenze ribelli sicuramente, una ragazza difficile come si dice oggi. Ma io vi dico qualcosa in più su questo punto, Presidente. Meglio così, meglio così. Il mancato aiuto delle istituzioni ha generato una donna che forse non sarebbe stata così, come dire, apprezzabile e apprezzata come lo è adesso Karim El Mahroug, madre, lavoratrice, persona di alto profilo dal punto di vista anche intellettuale. Non voglio fare la sviolinata di una assistita che sarebbe troppo facile, ma è diventata una donna vera, come forse non sarebbe diventata con un aiuto, tra virgolette, pubblico. Quindi mi sono segnato bene così, perché la vita le ha insegnato quello che poi l'ha fatta diventare quello che è oggi. Dicevo, partenogenesi, pensavo al processo della 5ª sezione. Guardate, le sentenze irrevocabili hanno quel valore che sappiamo, poi ne parliamo brevissimamente. Ma alla 5ª sezione si è verificata una situazione un po' atipica, cioè che cosa avrebbero dovuto dire le testimoni poi incriminate per i reati di oggi, che cosa avrebbero dovuto dire per soddisfare, tra virgolette, le curiosità del collegio, che tendevano unicamente, e lo si vede perché lo scrivono e lo dicono, Presidente, lo scrivono e lo dicono. Adesso l'ho segnato anche dove lo ritroverò. Che tendevano esclusivamente ad avere la conferma di questo discorso che si faceva ormai sui giornali, nei media, nelle sentenze, nei dibattiti, nei dibattimenti, cioè che le cene del allora Presidente del Consiglio erano non cene eleganti, ormai si usa questa espressione, ma erano cene hard, dove succedeva di tutto,
e di più. Questo era il fine che il collegio, che traspare dalle domande che fa il collegio alle testimoni e in particolare che fa a Karim El Mahroug. Perché giudice, io non ho mai sentito, io mi chiedo che domande siano quelle, guardiamo il capo di imputazione, ne ha già parlato la Paola, che domande siano quelle che pone sia il Presidente sia il pubblico ministero. Lei ha fatto sesso con Berlusconi, ma è una domanda da fare a una ragazza appena maggiorenne, era diventata appena maggiorenne da pochi mesi. Lei ha preso soldi per mentire. Lei ha avuto rapporti indipendentemente dal denaro di cui si parla, così, personali. Io quando ho letto queste domande sono rimasto di stucco, non solo perché c'è il 384 di cui si potrà parlare qualche minuto, ma perché sono domande alle quali che cosa doveva rispondere? Ebbene sì, doveva rispondere diversamente da come aveva già detto al pubblico ministero nell'estate del 2010, negando continuamente, pervicacemente, di avere avuto questo tipo di rapporto, che poi interessava ai fini della curiosità, diciamoci la verità. Perché la domanda, pensate che a un certo punto il pubblico ministero, San Germano, fa una domanda introducendo un'espressione latina, dice: ma lei aveva scritto quell'appunto dunque ad pompam o ad ostentationem? Interviene il Presidente, dice il pubblico ministero: ma è facile, è un latino facile, risponde il dottor San Germano. Mi è venuto in mente quel movimento che è nato in Francia poco dopo l'abolizione del latino durante la messa, che si chiamava, posso dirlo in francese con un verbo che in Francia è molto, non è più neanche una parolaccia, sans le latin, senza il latino, la messe nous emmerde. Dice, senza il latino non possiamo più, volevano il latino perché era solenne. Mi è venuto in mente leggendo le domande del pubblico ministero. Io credo che si debba ragionare su dunque, se la quinta sezione non avesse trasmesso gli atti, ipotizzando la falsa testimonianza e anche forse la corruzione in atti giudiziari, la vicenda, la storia di questa leggenda, di questa fiction nata per le feste eleganti, per le cene eleganti, si sarebbe chiusa definitivamente. Noi siamo qui a trattare, Presidente, non i fatti, è successo, non è successo, a trattare le parole non gradite alla quinta sezione, cioè le presunte bugie. Siamo qui per quello, Presidente. E dunque, aspetta, fammi vedere se ho. Volevo prendere il capo di imputazione, perché dove l'ho messo, io faccio sempre, eccola qua. I falsi dell'imputazione sono sottace, comprovati accadimenti di natura sessuale, sottace. Dichiara che le coincidenze sono sfortunate. Tutte queste sono falsità, sono bugie, sono false testimonianze. Nega rapporti sessuali con Berlusconi, l'ho già detto. Nega di essere stata pagata per passare per pazza. Sì, io la vedo una testimone qualsiasi che dice sì, è vero, sono stata pagata per passare per pazza.
Dice di aver millantato con le amiche anche gli appunti dei famosi 4,5 o 5 milioni. Idem nega di aver confidato alla Pasquino di aver fatto sesso con Berlusconi. Guardate, i capi di imputazione sono qui da leggere. Il 372 è concepito come una serie di bugie che altro non sono che l'autodifesa più naturale e più giustificata dalla legge che potesse fare Karima El Mahroug. Sono rimasto un po' sconcertato, diciamo, ho avuto un moto di disappunto quando il pubblico ministero, dottor Gaglio, ha parlato del problema della giustificazione, della scriminante, diciamo in generale, del 384, perché mi è sembrato un discorso un po' conservatore, un discorso che l'anagrafe non dovrebbe consentirgli di fare, Presidente, perché ha diritto di avere dimenticato, forse perché per la giovane età, l'età del giovane anche se non è giovanissimo. Nel vecchio codice, Presidente, c'era la corruzione di minorenni, voi ve lo ricordate sicuramente, era l'articolo 530 del codice penale che non esiste più, dove c'era quella malaugurata chiosa, lei ha già capito, voi avete già capito di che cosa sto parlando, la punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta. Si ricorda, Presidente, questa chiosa del 530? Poi c'è stata la rivoluzione della difesa dei minori, c'è stata la legge del 96, se non erro, del 96, numero 66, e guardi, le leggo uno dei commenti. La svolta culturale di civiltà può essere riassunta nel seguente commento che icasticamente boccia la becera impostazione culturale insita nell'ultimo comma della norma abrogata. Virgolette. La norma non prevede più la mostruosa clausola di non punibilità per l'agente nel caso in cui il minore fosse persona già moralmente corrotta, presupponendo l'irreversibilità della personalità del minore che aveva vissuto esperienze corruttive o perverse, presupponendo l'irreversibilità. Qui non si è data possibilità alle ragazze oggetto di queste domande intime, diciamo inopportune, di giovarsi dell'articolo 384, il quale parla di onore per sé e per la famiglia, e che mai potrebbe concepire che una persona si autodichiari prostituta, sessualmente attiva in condizioni non giuste. C'erano spogliarelli, dice il pubblico ministero, una donna ha diritto anche di non vedersi domandare se si spogliavano le altre, se venivano palpeggiate le altre e così via. Cosa c'entrano le altre sul proprio onore? E questa è la mentalità che rimprovero al pubblico ministero nel 2022. Perché poi, andando avanti con queste affermazioni che vi ho ricordato, il pubblico ministero salta e parla delle attenuanti generiche, non vi chiedo attenuanti specifiche, vi chiedo le attenuanti generiche per alcune di esse, eccetera, eccetera. Parla di spogliarello, e lo spogliarello è notoriamente uno spettacolo che si usa nei locali anche, voglio dire, non toccati da sospetti. Non è lo spogliamento, lo spogliarello è un'altra cosa, c'era questa distinzione spogliamento-spogliarello. E quindi con qualsiasi interpretazione voi leggiate le risposte di Karima El Mahroug, sono risposte che non possono avere il vaglio
che non possono avere l'etichetta del falso. E l'etichetta del falso, Presidente, sulla quale si poteva benissimo sorvolare, anche se l'avessero concepito in buona fede i magistrati che l'hanno interrogata, perché continuano a dire che c'era materiale probatorio addirittura super valutato, un materiale interrogatorio eccessivo, indiscutibile, che diceva il contrario di quello che dicevano secondo loro le ragazze. Se fosse stato vero, Presidente, io credo che non ci sarebbe neanche stato bisogno del 507, perché non dimentichiamoci mai che sia nel Ruby 1 sia nel Ruby 2 i pubblici ministeri e le difese congiuntamente hanno rinunciato ai testi che avevano indicato nel capo. È stato il tribunale a dire no, li voglio sentire. Guardate, nella sentenza del tribunale, dove è citata la sentenza Capozzo, eccola qua, è un po' un modo vecchia maniera di discutere le cause con i fogli di carta, però mi sono portato anche il computer, l'iPad, per far vedere che sono anch'io capace di accenderlo e di andare a trovare qualche sentenza che ho segnato. Nella sentenza che cita il tribunale, alla fine dice, a pagina 272 della sentenza: del resto, anche se non si volesse accedere a questa soluzione, poi vediamo la soluzione di che cosa, perché è un problema che seriamente voglio porre al tribunale, si dovrebbe comunque evidenziare che l'istruttore dibattimentale ha consentito di acquisire un imponente materiale probatorio che dimostra, ecco qua il fine al quale tendeva il tribunale, che dimostra che le feste che si tenevano presso la residenza di Arcore si svolgevano nel modo sopra descritto, cioè in quel modo là, ed anche che Karim ha partecipato ad eventi di questo tipo ove si realizzavano interazioni sessuali a pagamento con Silvio Berlusconi. Questo era il tema del processo che era nella mente dei magistrati, e lo dicono a chiare lettere. Io mi sono chiesto, ripeto, che cosa avrebbero dovuto sentirsi dire per non avere questo istinto, questo impulso di far nascere questo mega processo che ha impegnato le forze, come già tutti vi hanno detto, bla 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 bla, umane, risorse di lavoro, risorse economiche. Siamo tutti qui a parlare del nulla, signori giudici, a parlare del nulla. Non la chiamo Ruby se non in riferimento agli atti giudiziari, quando quello è il nome che viene usato. Voi pensate, questa giovane donna è nata, glielo chiedevo ieri, in un villaggio, si può dire villaggio? In un paesino del Marocco. Anche qua mi viene in mente quello che diceva: i luoghi per nascere non sono quelli che mancano. C'è chi nasce a Samarcanda, Parigi, a Londra. Lei è nata in un paesino, anzi loro dicono la natività l'ha presa, l'ha colta in un paesino del Marocco, e dal paesino del Marocco, attraverso le vicissitudini che avete già sentito, è finita a Versailles. Cosa poteva sconvolgere di più una fanciulla con questo iter della vita che ormai abbiamo tutti capito? Quindi, se ci sono state delle sbavature dal punto di vista del suo
del suo racconto, delle sue risposte, voi tenete conto, non potete non tenerne conto. Mi spiace che non ci sia la dottoressa Siciliano, con la quale approvo tutta la parte iniziale della sua requisitoria, e una volta le ho mandato, non so se lei l'ha vista, dottor Gaglio, un messaggio che mi aveva trasmesso Karima El Mahroug con un pensiero per la sua mamma. Te lo ricordi? No, ho girato quel messaggio al pubblico ministero, il quale mi ha detto: ma chi è che scrive queste cose? E io ho detto: è la mia assistita. E ha detto: non avevo dubbi che fosse una persona di questo tipo, e non dimenticherò mai comunque che si trattava di una minorenne che ha avuto la vita che ha avuto. Se lo ricorderà se lo chiede alla dottoressa Siciliano. Allora, che cosa hanno fatto alla Procura della Repubblica, dottor Gaglio? Sto dicendo quello che è obiettivamente avvenuto. La Procura della Repubblica formula il capo di imputazione della falsa testimonianza e formula il capo di imputazione della corruzione in atti giudiziari. Quando noi l'abbiamo detto a Karima, ha detto: no, scusa, ricomincia da capo, spiegami bene cosa che ho fatto io, perché non ho capito. Corruzione, ma chi è il corrotto, il corruttore? È stato difficile farlo capire, ma è difficile anche farlo capire all'amico ingegnere o all'amico medico quando si beve il caffè. Ma come è corrotto? Ma il corrotto non è il vigile, il magistrato, il direttore della clinica, no, il corrotto è anche il testimone, ma dai, eh sì. E il capo di imputazione della corruzione in atti giudiziari, Presidente, è necessariamente congegnato, io dico prudentemente, in concorso tra loro per favorire Silvio Berlusconi, imputato nel processo Salva Italia, nonché Fede Mora Minetti, con ordinanze ammessi, con ordinanze eccetera eccetera. Presidente, è un tema che forse non è stato trattato, uno dei pochi, perché ormai hanno detto tutto di tutto, credo che non sia stato trattato. La legge dice, la norma parla di un favore o di uno sfavore, danneggiato o favorito, una parte del processo, una parte. È pacifico che Berlusconi non sia parte di quel processo. È imputato parallelamente in un processo parallelo, appunto, dove non si tratta degli stessi fatti di cui parla questo capo di imputazione, ma si tratta del rapporto, tra virgolette, personale tra lui e Karima, che è finito poi in appello con una assoluzione, come voi sapete, sull'elemento soggettivo. Ma chi è la parte? Può essere parte Berlusconi che non era parte di quel processo? E c'è qualcuno, Presidente, in quest'Aula o fuori da quest'Aula o in quel banco dove siete voi, che può pensare che l'accusa riteneva che nelle intenzioni di Karima ci fosse quella di favorire Mora, Minetti, Fede? Possiamo tutti in buona fede credere che erano quelle le parti da favorire, quando tutto il mondo sa che lo spirito e la filosofia dell'accusa è quella di avere detto cose buone invece che cose cattive, di avere tenuto alta la reputazione nel danno reputazionale ormai poi il problema della minore, del sesso con la minore eccetera ha avuto una sua storia diversa. Possiamo mai pensarlo, Presidente? È evidente che l'aver inserito i tre dell'Ave Maria insieme a Silvio Berlusconi ha consentito un escamotage per dire voleva favorire anche quelli che sono le parti
parti vere del processo, che erano imputati della legge Merlin, tra l'altro. Ma è un'obiezione che coglie il Tribunale, sia pure velatamente, il Tribunale Quinta, dicevo io. Guardi, Presidente, per la parte favorita, per il problema che ho intitolato parte favorita, è usato il sistema che ha un po' pervaso tutta la filosofia dell'accusa, che è il post hoc ergo propter hoc. Questa è la logica che è stata usata in molti, nei prevalenti passi di questa vicenda giudiziaria. Cioè il nesso di causalità è stato quello del post hoc, che è un sofisma che è il più sbagliato dal punto di vista logico, perché noi abbiamo imparato il sillogismo aristotelico, dove c'era la premessa, minore, maggiore, conclusione, Socrate è un uomo, eccetera, eccetera, tutte cose che sappiamo dalla scuola elementare quasi. Il post hoc ergo propter hoc si manifesta nelle frasi che usa il giudice e il pubblico ministero, e che riguarda il problema se un terzo fuori dal processo possa assumere una veste significativa nel reato di corruzione per atti giudiziari. Presidente, c'è un punto della sentenza, pagina 272, che tratta il problema dell'estraneo, non esattamente nei termini che vi ho illustrato. Poi c'è, nel caso, per le circostanze emerse al dibattimento appaiono sussistenti concreti elementi che fanno ritenere che il teste abbia ricevuto offerte di denaro o altra utilità per dichiarare il falso in contraddittorio. Né si può obiettare che nel caso in esame la promessa o la consegna di denaro è venuta da persone imputate in altro processo, posto che l'articolo 111, eccetera, eccetera, non distingue in ordine all'autore della condotta illecita, che legittima l'eccezione al principio del contraddittorio, e che una diversa interpretazione renderebbe sostanzialmente disponibile il processo. In tal senso, si è più volte pronunciata la Corte, vede tra tutte la sentenza quinta 22/9/2004 Capozza. Ma che nome, Capozza. Sentenza che ho cercato e trovato, Presidente, e che dice esattamente una cosa che non c'entra nulla con il concetto di parte. La sentenza Capozzo, l'avevo messa nell'iPad, mi fate fare almeno per soddisfazione il gesto di trovarlo, se riesco, perché la sentenza Capozzo, Presidente, trattasi di un intervento di un terzo nello schema della presunta corruzione. Ma non dice che può essere la parte favorita il terzo. La parte favorita è rigidamente identificata nella qualifica tecnica del processo penale, delle parti nel processo penale. Ce le ho qua, adesso ve la leggo. La sentenza Capozzo, citata dal Tribunale Quinta, parla di un terzo il quale sia l'autore dell'illecita interferenza, cioè il quale usi violenza, minacce o anche profferte di denaro. Certo, è giusto così. Cioè se un terzo offre, che non è parte, offre o esercita violenza o offre denaro a un testimone, non può essere eccepito, ma quello che ha offerto il denaro è uno che non partecipa alle qualifiche processuali di parte. Questo è vero, ma non ha nulla a che vedere col problema della parte favorita. La parte favorita deve essere solamente ed esclusivamente una persona che abbia la caratteristica tecnica. Sentenza, sezione sesta,
21.498. La vera questione è se si possa essere riferito anche allo svolgimento della fase delle indagini preliminari. Questo è il problema delle indagini preliminari. Non occorre che il favore o il danno sia perseguito e siano ingiusti. Quanto al paziente di favore o del danno, è sancito che sia una parte del processo, parte, è quel soggetto che esercita l'azione nei confronti di questa esercitata. Nel processo penale sono certamente il pubblico ministero, l'imputato, le cosiddette parti eventuali, parte civile, responsabile civile. Una questione interpretativa si è posta in relazione alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa. La dottrina generalmente li ricomprende tra i possibili pazienti del favore o del danno rilevante ex articolo 319. Cioè il dubbio eventualmente è se oltre all'imputato, al pubblico ministero, alla parte lesa, alla parte civile, possa essere anche considerato terzo a quei fini lì come persona che deve essere favorita, un indagato o una parte offesa che non si è costituita, che è terza. E questo lo lascio a voi, ma la sentenza in questo punto è assolutamente chiara. Poi se trovo quella che avevo fotografato, aspetta, facciamo così. Se trovo quella che avevo fotografato. È pacifico. Qua mi saltano le immagini. Che le deposizioni rese da tutti in esame erano tutte dirette in via principale in favore di Berlusconi Silvio, ripetute nel nostro processo. Dunque, è pacifico, ma vale la pena di ribadirlo. Questa è la sentenza che parla. Ma vale la pena di ribadirlo, che le deposizioni rese da tutti i soggetti in esame erano dirette in via principale in favore di Berlusconi Silvio, in via principale. Noi diciamo in via esclusiva, perché questa è la filosofia dell'accusa. Ma ripetute nel nostro processo sono state dirette anche in favore dei nostri imputati, i tre dell'Ave Maria, proprio perché, come è noto, il presupposto per la configurabilità del reato è quella di favorire una parte. Quindi surrettiziamente, dicendo che favorendo Berlusconi indirettamente favorivano anche i tre, hanno ritenuto che fosse corretta l'impostazione accusatoria. Io credo che ci si debba pensare sopra su questa vicenda della parte nel processo, perché se voi foste, dunque, credo di avere letto nella requisitoria che a un certo punto si è citato, mi dica se sbaglio, Torgali, si è qualificato Berlusconi come parte interessata, dico bene? Cioè si è inventato in modo, come dire, estroso, creativo, una qualifica di parte che è Berlusconi, parte interessata a questi favori, perché si è capito, qualcuno avrà sentito che il problema della parte, insomma, basta leggere la norma lo dice in modo talmente chiaro che uno va a vedere se per caso può essere estesa anche ad una parte che non c'è. Non è così, quindi questo, Presidente, è un problema che lascio alla vostra attenzione per quanto riguarda il problema dello schema creato ai fini del 319 ter. Ma c'è altro, ovviamente, c'è altro e riguarda, prendo spunto da una vostra ordinanza, Presidente, la quale in tempi un po' lontanucci rispetto ad oggi, ma sempre di questo processo, aveva deliberato
aveva deliberato in ordine ad un'eccezione di legittimità costituzionale, si ricorda, Presidente, che poi nel tempo era stata risolta. Ecco, io ho riletto bene, mi sembra ovviamente che non è che mi aspettassi niente di più, però la vostra ordinanza è interessante dal punto di vista dell'elemento soggettivo, Presidente, perché dice cose che allora mi avevano in qualche modo, tra virgolette, consolato. Dico, beh, forse non ho detto proprio delle sciocchezze, non ho sollevato un problema sciocco. In proposito, siete voi che parlate, deve essere chiarito che eventuali problemi di natura applicativa della norma sotto il profilo del giudizio di colpevolezza, che coinvolge il presupposto doloso della consapevolezza, rappresentando l'esito finale del giudizio, non appaiono rilevanti in questa sede. Perfetto, non appaiono rilevanti. Ma a me ha fatto piacere leggere che c'è un momento, l'esito finale del giudizio, come dite voi, in cui la questione della consapevolezza può essere presa in considerazione. Ancora dite più o meno, esprimete lo stesso concetto. Il reato inserito appare chiaro nella sua precisato nelle norme inserite appartengono a profili di merito da risolvere all'esito del giudizio, e guarda un po', siamo proprio all'esito del giudizio, le problematiche di fatto erroneamente inserite dalla difesa, cioè da me, che ho sbagliato in questa eccezione evidentemente, in quanto attinenti alla sussistenza dei presupposti soggettivi del reato, ovvero la consapevolezza dei singoli imputati della qualità eventualmente ricoperta con riferimento agli accordi corruttivi contestati. Presidente, io non posso non cogliere al balzo questi argomenti di chiusura della vostra breve ordinanza. Infatti mi sono accorto che quando, non so se è una cosa che ho ritenuto io di interpretare, ma quando venivano i testimoni dopo questo lieve incidente processuale, lei, pur non dicendo guardi che lei è pubblico ufficiale, non lo sappia, però gli raccomandava in modo molto stringente di dire la verità. E io mi illudevo che questa impostazione avesse un minimo di effetto da questo punto di vista. L'elemento soggettivo è un problema da trattare in due filoni, Presidente. A. Essere pubblico ufficiale. B. Dolo specifico di favorire mora, Minetti e fede. Consapevolezza. Allora, io credo che voi conosciate come tutti noi persone semplici, persone che non hanno nulla a che fare, quello che diceva mio papà, su un manco andare in tribunali per far testimoni, cioè quelli che proprio sono lontani 1000 miglia dal nostro mondo. Se vengono chiamati vengono citati da una parte, dal pubblico ministero, in una causa civile, eccetera, io credo che non si pongano, non possono avere la minima possibilità di concepire che diventano da quel momento, col cappello di pubblico ufficiale, persone che possono correre il rischio di reati contro la pubblica amministrazione. Tanto è vero che tra le date in cui inizia la qualifica ci sarebbe, secondo la giurisprudenza, penso anche prevalente, quella dell'ammissione, dell'ordinanza ammissiva della testimonianza in un dato processo. Adesso qui è troppo facile dire, ma uno come fa? Se io in questo momento tutti noi potremmo essere indicati in una lista testi e ammessi, e quando mai lo veniamo a sapere? In quel momento io divento pubblico ufficiale. No, ma almeno quando ricevi la citazione, ditemelo. Quindi questo problema della consapevolezza, Presidente, guardi, io ho rivisto la sentenza d'appello che assolve Silvio Berlusconi perché non aveva la consapevolezza dell'età minorile di Karima.
è di una rigorosità, di un rigore, di una precisione per andare a studiare, ad analizzare tutti gli elementi dai quali si desume, non si può desumere meglio, non si può desumere che era conoscenza della minore età. In questo, abbracciando molti argomenti, lo dice chiaramente la sentenza dei motivi di impugnazione dei difensori. Io vorrei che fosse lo stesso criterio rigido, rigoroso, a indurvi a valutare questo problema della consapevolezza. Addirittura la sentenza di secondo grado della soluzione di Berlusconi ammette anche l'errore, in via teorica, l'errore sulla consapevolezza non colpevole. Poi è venuta la nuova legge che dice che sull'età non c'è la scusante, non c'è nessuna scusante che possa valere. Ma siccome eravamo prima, la sentenza dice chiaramente che anche l'errore potrebbe giustificare, fare da, diciamo così, da scriminante in chi non sa, non può rendersi conto e non è consapevole dell'età. Mi richiamo a quella sentenza per chiedervi lo stesso tipo di impostazione dal punto di vista della valutazione dell'elemento soggettivo. La Corte d'Appello seconda si è molto sconfermata, eccetera, eccetera. Dice la Corte d'Appello nell'assolvere sulla consapevolezza, io parlo della consapevolezza, non interessa che sia la causa Berlusconi in questo caso, è il metodo. Né si poteva valorizzare un normale criterio logico che presiede il corso delle vicende umane. Qual era il criterio logico che diceva la sentenza di primo grado? Era il fatto che Emilio Fede, essendo in confidenza con Berlusconi, non può non averglielo detto, essendo lui a conoscenza della minore età. Insomma, tutti i ragionamenti che naturalmente caratterizzano questo processo per la genericità e la apoditticità delle affermazioni che si fanno in tutti i campi, anche in quello della prostituzione, della presunta prostituzione della giovane da noi assistita, perché citare più volte il termine prostituta, io nella requisitoria l'avrò trovato 18 volte, soffermarsi per esempio da parte del pubblico ministero di San Germano su quell'appunto nel diario della Consensao, su quell'appunto che dice la rubrica del telefono, rubi, e poi una parola che non voglio ripetere qui, che ricorda il cavallo di Ulisse, no, tanto perché nessuno capisce. 4 volte in 2 pagine. E come mai, signorina El Mahroug, la Consensao la chiamava con quel nome lì? E lei giustamente dice: chiedetelo a lei, non lo so, non ho la minima idea. Però abbiamo scoperto che anche altre erano, tutta la rubrica, quindi sono tutte uscite dal cavallo di Ulisse, queste ragazze di cui parlava la rubrica. Un altro punto, Presidente, il pubblico ufficiale l'abbiamo detto, concetti generali. Un altro punto è quello della coerenza usata e riconosciuta di Karima El Mahroug nel negare hic et inde, cioè davanti al pubblico ministero e davanti alla Quinta, di avere avuto i rapporti come si diceva prima.
Ma sapete qual è la vera differenza che viene sottolineata, per la quale si dice che lei ha omesso di dire la verità? Perché non ha fatto una descrizione di cene da educande, non ha fatto quello, ha parlato di travestimenti, la Boccassini, l'infermiera Minetti che alzava le gonne, l'intimo che è ancora più, come dire, sfizioso, se vogliamo, della nudità. Parlava di queste cose, però, dice la sentenza, non ha detto quel che aveva detto allora, vale a dire che alcune ragazze erano nude. Questo particolare qualifica di falso la sua deposizione, perché la vera differenza stava nella nudità non espressa, a parte il fatto che erano passati quanti? 3 anni dalla deposizione al pubblico ministero, quindi non c'è teste al mondo che dica le stesse parole con le stesse... ma non poteva non essere colpita, non poteva non essere colpita dal fatto che c'erano delle ragazze nude, e invece poteva essere colpita, Presidente. Ma ha detto che non se lo ricordava. Paola Boccardi vi ha già fatto capire come la coincidenza tra i presenti e gli assenti fosse da valutare, perché bisognerebbe che a ogni serata della Karima, la quale peraltro non è stata fino a ottobre, come ha detto già la mia collega, ma è stata fino alla Pasqua, a maggio, in quel caso lì il problema della diversità delle versioni deve essere preso con la maturità e la saggezza che possono avere i giudici in una vicenda così complessa. Tu vai a creare questo po' di processo, di carrozzone giudiziario, proseguendo nelle già avvenute avventure giudiziarie che sono cominciate nel lontano 2010-2011, per rimettere in gioco tutto perché non avete detto esattamente le stesse parole. La sentenza passata in giudicato, Presidente, affronto brevemente questo argomento, le sentenze passate in giudicato che hanno prodotto agli atti hanno una loro valenza probatoria, come tutti sappiamo, e nessuno lo può negare, ma non è una valenza esclusiva, Presidente, non è una valenza esclusiva, è sottoposta alla vostra valutazione. È qui che dice la Corte Costituzionale non c'è violazione del contraddittorio, perché il giudice al quale pervengono le sentenze passate in giudicato ha la possibilità, insieme agli altri elementi che sono comparsi nella fase, diciamo, dell'assunzione delle prove nel suo processo, ha la possibilità di fare una valutazione anche diversa. Io ho diritto, nella nostra qualità di difensore, abbiamo diritto di censurare le sentenze passate in giudicato, perché è il nostro compito dimostrare che in presenza di altri elementi quelle sentenze devono valere per quel che sono come elementi di spunto indiziario. Le sentenze passate in giudicato a volte si contraddicono, perché quando uno scrive troppe sentenze, quando la giustizia ti scrive primo grado, secondo grado, Cassazione, rinvio ancora, avanti, indietro, la contraddizione è involontaria, ma è un fenomeno naturale. Avevo in mente di vedere se trovo qualcosa in materia di sentenze irrevocabili. Non c'è la sentenza irrevocabile. La Corte d'Appello come si fa a non trovare una cosa che sia messa sotto il naso? L'efficacia delle sentenze irrevocabili, Presidente, mi tocca perché dobbiamo tutti pensare che Karim El Mahroug
non era parte, non era presente nel primo processo. Nel secondo processo era testimone e lei ci chiede, chiede al codifensore mio come mai deve avere effetto anche nei suoi confronti questo cliché del clima prostitutivo. Questa è stata, mi pare, la definizione, clima o ambiente prostitutivo. Perché quando io sono andata, al di là dei balli, dei travestimenti, non del burlesque, che invece non è stato citato da lei, ma perché questo clima deve coinvolgere anche me che non ero parte del processo, che non ho potuto dire la mia? Si pone il tema, con riferimento al fatto accertato, dei limiti del giudice e delle prerogative dello stesso, soprattutto con particolare riferimento ai soggetti non parte del procedimento originario definitivo, con sentenza irrevocabile, ma parte del processo in cui tale sentenza viene ai sensi del 238 acquisita. È il nostro caso preciso identico. Quindi il 192 deve essere ancora una volta la luce, diciamo, probatoria, il vostro confiteor probatorio nel valutare. Vi cito le cassazioni, Presidente. Sezione seconda 19 maggio 94, sezione prima 5 aprile 2013, quarta 2 aprile 2014, Festante e gli altri. Sono sentenze che all'unisono raccontano che voi, signori del Tribunale, dovete prendere le sentenze irrevocabili nelle quali il principio del contraddittorio è così labile, perché la sentenza del 111 prevede il contraddittorio, ma dicono c'è la garanzia del contraddittorio nella fase dell'acquisizione, poi c'è una fase di valutazione, e la fase della valutazione è vostra, è tipicamente vostra. Presidente, signori, quando la dottoressa, la Presidente Turri, ha acquisito i verbali dei testimoni, vi ha ricordato Boccardi, dunque è andata così che alla fine, all'esito quasi del processo, dopo la discussione, sono stati acquisiti questi verbali. Se voi guardate i tempi, Presidente, tra l'acquisizione e l'uscita della sentenza, sono tempi brevissimi in cui a malapena aveva potuto leggere queste dichiarazioni, però è stato sufficiente per far dire apoditticamente al Tribunale, sezione quarta, che Karim aveva mentito e che aveva mentito per soldi, quando questo tema era tutto da eventualmente discutere, si discute davanti a voi sostanzialmente. Come ha fatto con questa politicità, con questo criterio logico, la quarta, dare per scontato la bugia, le omissioni, la falsa testimonianza e la falsa testimonianza prezzolata? Questo fa. E per quello che dico che voi dovete avere un sistema valutativo che faccia capo a tutto quello che voi avete raccolto nel materiale dibattimentale che si è susseguito sul vostro tavolo. Allora, Presidente, io credo di aver trattato gli argomenti, quelli che erano di mia competenza dal punto di vista pubblico ufficiale, l'abbiamo detto, che è il favorito, l'abbiamo detto. Anch'io una chiosa finale. Non amo quelli che dicono ho fiducia nella giustizia. Io dico sempre ai miei clienti di non dire questa frase banale e un po' che sa di captazio,
che poi non è vera, quella sì che è una falsa testimonianza, quello sì. Io sono abituato nei processi che hanno questa eco, questa importanza, di dire alla mia assistita: tu devi ritenerti non fiduciosa della giustizia in modo cieco e, come dire, immotivato. Io quello che ti auguro, cara Karima, è la fortuna, la buona fortuna di trovare dei giudici che siano terzi, equidistanti, giusti, perché noi dobbiamo partecipare a contribuire per quanto nel nostro possibile alla giusta sentenza. Quando sono andato a volte col dottor Spataro in qualche scuola a parlare di mafia e di illegalità, mi chiedevano: ma voi, la domanda del treno, la domanda del bar, ma voi come fate a difendere gli assassini? Perché questa è la domanda. E la risposta che con il dottor Spataro si dava della funzione della difesa era quella del contribuire alla giusta sentenza. In questi giorni c'è un fatto terribile, quello della mamma che ha abbandonato la bambina di pochi mesi col biberon, eccetera, eccetera. I suoi difensori sono perseguitati dalle persone che non concepiscono la difesa di una persona di questo taglio, con un reato così. E anche lì devono contribuire alla giusta sentenza, che poi può essere anche la pena di morte, tra virgolette, ma devono contribuire alla giusta sentenza. Noi diciamo alla Karima, e l'ho detto anche in altre vicende in cui assistevo giovani donne, ricordo tanti anni fa, vi ricorderete, una signora americana che aveva ucciso un playboy romano in Corso Magenta, e anche lì le ho augurato, e l'augurio è andato a buon fine: good luck, buona fortuna Karima. Grazie Presidente, concludo come ha concluso l'avvocato Boccardi. Chi è che vuole intervenire? Avvocato Cassamagnaghi, mi porto magari qui avanti. Sì, se ha bisogno di qualche minuto, allora... Sì, Presidente, libero. Aspetta, ti libero, aspetta. Tieni questo. Non ho lasciato niente, sotto là. Il cellulare. Libero il mio Presidente, approfitto della pausa per segnalare che l'avvocato Pino e l'avvocata Lecci si allontanano, li sostituisco io. Grazie. È che Scorchina e Sorcinelli non ci sono. Presidente, non è chiaro se c'è una breve pausa. Lo chiedo. No. Io posso... In teoria no, l'avevo chiesto, lei ha detto che non ha bisogno. Non allora ho bisogno di una pausa, no, io, se i colleghi vogliono una pausa, però mi associo. Approfittavamo della collocazione, della sua collocazione, per ricordare che alle parti
che è appesa la questione ancora della documentazione prodotta da Sorcinelli e Scorchino. Anzi, solo Sorcinelli, dice la collega. Il 29 giugno aveva prodotto della documentazione e aveva chiesto che fosse, quindi poi ci siamo dimenticati, e quindi ricordo che ancora rimane questa, cioè, quindi in caso di silenzio, non so, stabiliamo un canone, che il silenzio è silenzio assenso, cioè dobbiamo stabilire un canone perché siamo già oltre. Fortunatamente ci saranno le repliche, quindi come con le repliche si coprirà magari anche la possibilità di intervenire poi in relazione a questa documentazione, sempre che qualcuno abbia. Non preferisce, Presidente, che all'udienza del 17 la Procura, magari ci siamo dimenticati, non preferisce che già prima delle repliche ci esprimiamo all'udienza del 17 magari? Perfetto. Sì, grazie. Ovviamente anche c'è la Procura, ma anche tutti gli altri difensori, perché il consenso è previsto per tutti. Diamo comunque quest'ultimo termine e nel caso in cui non ci siano pronunce considereremo il silenzio come assenso. È un po' improprio, però alla fine dobbiamo risolvere il problema. Prego, allora, Avvocato Castamagnaghi, possiamo concludere. Grazie. Signor Presidente, signori giudici, signori pubblici ministeri, colleghi, prima di iniziare la discussione in difesa di Maristel Polanco, devo necessariamente svolgere 3 brevissime premesse. La prima è necessaria per quanto dirò oltre, è necessaria soprattutto per evitare equivoci sul punto, e che è un'attestazione di profondo rispetto per l'ufficio di procura e di stima nei confronti dei pubblici ministeri, dottoressa Siciliano e dottor Gaglio, che qui hanno rappresentato l'accusa e prima ancora il coordinamento delle indagini. Sono sempre stati leali, corretti, sono anche simpatici, inclini alla battuta davanti alla macchinetta del caffè. È una stima totale, ma il mio ruolo di difensore oggi mi impone di rivolgere alla loro requisitoria e alle loro conclusioni alcune critiche, forse anche un po' aspre, ma sempre con il mio più profondo rispetto. E allora mi richiamo all'insegnamento di Sant'Agostino, interficite errores diligite errantes. La seconda premessa è che in questo procedimento, in questo processo, si può avvertire più che mai il peso di indossare una toga. Lo avverto io per alcune scelte compiute, immagino lo avvertano i magistrati del pubblico ministero per le parole che hanno usato, per le richieste di condanna che hanno formulato, lo avvertite immagino forse soprattutto voi, che siete chiamati a giudicare alcuni comportamenti di persone che sono madri, figlie, sorelle, in un procedimento che interseca pericolosissimamente le prove dibattimentali, ma anche le impressioni, le voci, gli sketch, le battute, i sorrisi, i darsi di gomito. Esiste persino una parodia musicale del processo Ruby. Insomma, interseca le sicurezze, le sicumere dei bar e visto anche alcuni imputati delle buvette. La terza premessa è certamente scherzosa e mi riguarda, perché ho sentito molti colleghi che hanno iniziato la loro discussione in questo modo: nella requisitoria, nella memoria della mia assistita non se ne parla. Ecco, purtroppo non ho questa fortuna. Della signora Polanco nella requisitoria se ne è parlato lungamente e nella memoria se ne è parlato abbondantemente. Ora,
iniziando davvero la discussione, parto proprio dall'inizio, e parto dall'inizio della requisitoria della dottoressa Siciliano, che ha delineato il metodo seguito dalla Procura, e lo cito: evidenziare i criteri logici e le interpretazioni giuridiche che hanno sotteso le scelte e le valutazioni dei pubblici ministeri per offrire ancora, cito, spunto di valutazione ma anche di dissenso. Prosegue il pubblico ministero ricordando che siamo qui per esprimere un giudizio, ovviamente nell'ottica dell'accusa, di disvalore penale e non morale. Poche righe dopo, però, la requisitoria, pochi istanti dopo, la requisitoria cambia completamente registro. Ed ecco il disvalore penale, non morale, ma penale. Le definizioni delle imputate. Ed ecco che anche qui c'è una cosa che mi ha colpito: le definizioni sono delle imputate, non degli imputati. Ci sono anche degli uomini, ma si parla di imputate. Per gli uomini il giudizio manca. Esse sono definite senza distinzione tra l'una e l'altra odalische, schiave sessuali, schiave che a pagamento praticavano, lo divertivano, lo allietavano, il lo naturalmente è Berlusconi, con comportamenti sessualmente orientati. Qualcuna si fermava a scelta sempre di Berlusconi, per trascorrere la notte praticando con lui attività sessuali. E questa è la mia prima critica, perché leggere e sentire queste parole mi ha stupito molto, perché è una generalizzazione irrispettosa, profondamente irrispettosa, gratuita, volgare, che non distingue tra un'imputata e l'altra. Le notti di Arcore diventano le notti hegeliane, in cui non c'è più distinzione tra cosa fa uno e cosa fa l'altro. Non si distingue soprattutto tra quello che fa la mia assistita e quello che fanno le altre. Io non difendo le altre, io difendo la mia assistita Maris del Polanco, e come difensore di Maris del Polanco io ho un dovere professionale preciso di conoscere quali sono gli episodi per cui la mia cliente può essere definita qui davanti a tutti, davanti alla sua famiglia, davanti alle sue amiche, ma soprattutto davanti a voi, giudici del tribunale, può essere definita prostituta. Io voglio sapere dov'è che è questa prova, dove è scritta, chi l'ha detto, quando l'ha detto. E al mio dovere professionale, peraltro, corrisponde il diritto personale della signora Polanco a capire, comprendere e difendersi davanti a questa definizione. La Procura sapeva che questa obiezione qualcuno l'avrebbe sollevata, e allora ci dice: ma guardate che questi sono fatti che sono passati alla storia, è storia. No, assolutamente no, anche questa è una generalizzazione. Cosa è un fatto storico? Cosa succedeva ad Arcore perché è scritto nelle sentenze Ruby 1 e 2? Oppure cosa ha fatto e cosa non ha fatto Maris del Polanco, che non era l'oggetto, non era il soggetto del Ruby 1 e Ruby 2? Perché a me interessa proprio quello. Non mi interessano i dispositivi del Ruby 1 e Ruby 2, mi interessa sapere come mai una persona viene definita odalisca, la mia cliente. E odalisca significa prostituta, diciamocelo per come si vuole intendere questo termine e per come è stato veicolato questo termine, prostituta. E allora mi si deve dire dov'è la prova che Maris del Polanco percepiva compensi per avere rapporti sessuali con Silvio Berlusconi. Perché è in questo processo che è stato detto? No, assolutamente, si parla di falsa testimonianza e di corruzione in atti giudiziari. È stato detto in un processo in cui
La Polanco era testimone? Non mi risulta, vedremo oltre. E devo dire che questo giudizio morale, che non è penale, è un giudizio morale, espresso dai pubblici ministeri che conosco e ai quali riconosco una particolare e speciale sensibilità e attenzione nei confronti delle persone che indagano, mi ha colpito molto. Mi ha colpito perché in altri procedimenti non hanno avuto questa violenza, questa aggressività. E l'hanno in questo. L'accusa sostanzialmente lancia 3 missili su Maristel Polanco, 3. Il primo è quello delle sentenze, che sono passate in giudicato, e da lì dovrebbe venire fuori la prova che Maristel Polanco era una prostituta e si faceva corrompere per rendere false testimonianze, ma nemmeno per sogno. Ma in quelle sentenze non c'è assolutamente scritto niente di tutto ciò. La sentenza, lo ricordava la dottoressa Siciliano e l'ha ricordato poco fa Jacopo Pensa, entra nel compendio offerto al Tribunale, ma è oggetto delle vostre valutazioni e non vi vincola. E allora, se prendo l'unica parte che riguarda la mia assistita, Maristel Polanco, prendo la sentenza Ruby 2, Collegio Gatto, pagina 129, lì si trova l'unica valutazione di quello che ha fatto la mia assistita, tutta in chiave interrogativa, che dimostra che quel collegio aveva semplicemente dubbi su quanto testimoniato dalla signora Polanco. Punto. E in effetti noi siamo qui proprio per quello. Un dubbio prudente, un dubbio legittimo del collegio Gatto. Ma in quella sentenza non sta scritto da nessuna parte cosa la signora Polanco ha fatto e cosa la signora Polanco non ha fatto. E soprattutto non sta scritto nulla che autorizzi la procura a bollarla come prostituta, che è gravissimo. È scritto in 3 righe, a pagina 190, in 23 parole, comprese le congiunzioni. Ecco perché mi permetto di leggervele. Compensi svincolati dalle prestazioni sessuali? Punto di domanda. Nessuna donna che intrattenesse rapporti sessuali con Berlusconi? Punto di domanda. La Polanco non aveva avuto rapporti sessuali con Berlusconi? Punto di domanda. Questo è quello che è scritto nella sentenza Gatto e che riguarda Maristel Polanco. Non c'è nessun accertamento dell'attività di prostituzione e questo basterebbe per definire una persona che non è imputato in quel processo, non può difendersi, non può dire proprio nulla, non le viene notificata la sentenza, non le viene dato un termine, non le viene data la facoltà di impugnarle queste parole. Questo basta perché una donna venga bollata qui, appunto, davanti a voi, signori giudici, davanti a tutti gli altri, come prostituta, ma non penso proprio, ed è molto grave. Le testimonianze rese nel Ruby 1 e nel Ruby 2 ci dicono che Maristel Polanco ha ballato in Reggiseno, che si è vestita da suora, che si è vestita da Obama, che si è vestita da Boccassini e ballava. È una sudamericana, non balla il valzer, ha mostrato il suo sedere pluripremiato in concorsi di una marca di intimo, in concorsi che si tengono alla luce del sole, che sono pubblicizzati sulle riviste, mica nei postriboli in zone malfamate della città. E ammesso che questo sia vero, questo la fa prostituta? No. Giuridicamente è accertata la sua attività di prostituzione, ma nemmeno per idea. Se non piace questo comportamento, giudizio personale, morale, liberissimo, condivisibile, siamo tutti d'accordo, benissimo, ma non c'entra nulla con la prostituzione. E allora vi chiederete perché tutte queste parole, avvocato, per una questione che non fa neanche parte delle imputazioni. Perché? Perché per me è essenziale difendere prima di tutto la dignità della mia assistita. Una dignità piena che riaffermo, ma in realtà credo che esista un motivo preciso
per cui definire tutte queste imputate come prostitute abbia un senso preciso per l'accusa. È la piattaforma di lancio dei missili per colpirle. Se tutte queste donne vengono private della loro dignità, senza distinguere l'una dall'altra, si riducono tutte allo stesso livello, il più basso. Quando sono tutte private della dignità, la loro parola non conta più nulla. Quello che dicono non vale nulla. E se sono tutte corrotte nei costumi, figuriamoci se non sono corrotte in tribunale. Ed è proprio questo che mi ha lasciato molto perplesso. Mi pare davvero che l'accusa sia rimasta prigioniera, lo dico con il rispetto che dicevo all'inizio, di un bias cognitivo. Tutto è stato letto in un'unica maniera, in un'unica chiave. Qualsiasi fatto, parola, comportamento, sms, audio, video, immagine, viene letto in un unico senso. Serate ad Arcore, per forza prostituzione. Pagamento per stare ad Arcore la sera, pagamento della prostituzione, per forza. Pagamento dopo che le serate ad Arcore si sono interrotte, pagamento per la falsa testimonianza, per forza. Un bias, scusate, l'abbasso perché continua, un bias che continua a intrappolare la procura e la mette in un tunnel che influenza le indagini. La procura si convince, perché è un ufficio, ma è composta da uomini, e ce lo dice la dottoressa Siciliano a un certo punto. Sentiamo l'odore della corruzione. Dicevo, se la procura si convince di qualcosa, finisce che indirizza le indagini in un unico modo e i soldi che vengono trovati, perché queste sono prostitute base di partenza, sono sempre soldi sporchi, perché arrivano dalla prostituzione o arrivano dalla corruzione. E non c'è proprio traccia di un ulteriore dubbio investigativo, non c'è proprio traccia. Le varie dichiarazioni delle ragazze non vengono analizzate a riscontro di quello che viene dichiarato, c'è un'unica direzione. Tutte queste donne hanno preso soldi allora perché allietavano con comportamenti sessualmente orientati le serate di Berlusconi. E la teste Melania Tumini? Non ha forse preso anche lei denari per quella sera in cui è andata ad Arcore? Eppure non risulta la procura, non risulta ai difensori che abbia ricevuto proposte sessuali, che si sia sbottonata la camicetta. E allora il fatto che alle sue serate Berlusconi elargisse del denaro a ragazze che avevano un terzo della sua età non può essere ricondotto tout court al pagamento di una prestazione sessuale, perché magari qualche sms, qualche telefonata si presta a più sensi. Perché anche la teste Tumini, a cui la procura appunto crede, e ci credo anch'io, ha preso denaro senza avere intrattenuto rapporti sessuali o comportamenti ambigui. E la procura non può venirci a dire era il risarcimento per quello che aveva visto, perché ha visto, lo devo dire, il puttanaio. Ma no, ma per favore no. Cioè non trasformiamo, non esageriamo, cioè non diamo un peso a una parola volgare che dovrebbe diventare una definizione tecnica di quello che succedeva ad Arcore. Quella parola lì, guardate, ho dei colleghi che la usano per definire la stanza delle praticanti, ho degli amici che la usano per le cartelle nel proprio computer, conosco un sacco di persone che la usano perché non trovano il parcheggio fuori dal ristorante. Piuttosto questa elargizione di denaro mi sembra più la mancia che dà il nonno al nipote. Ci sono alcuni nonni che vanno a trovare i nipoti
forse un giorno capiranno che è un peccato, solo per avere la mancia. Ci sono tanti nonni che danno la mancia ai nipoti perché tanto loro dei soldi non se ne fanno niente e i ragazzi se ne fanno molto. Ci sono poi tanti nonni che hanno tristemente capito che solo perché danno la mancia i nipoti li vanno a trovare. E magari Berlusconi faceva proprio questo, un po' di leggerezza, un po' di divertimento, un po' di scherzo, circondandosi da ragazze giovani e belle a cui però dava una mancia. Ma non per questo Berlusconi diventa un satiro e le ragazze diventano prostitute. Almeno non lo è Maristel Polanco. E se noi alziamo il sopracciglio a questo paragone delle ragazze nipoti Berlusconi nonno, se lo alziamo e ci scatta quasi in automatico una reazione ironica, ci dovremmo chiedere se per caso anche noi non siamo finiti nello stesso bias cognitivo. Non esiste l'equazione vai a cena, fai sesso, prendi soldi, perché anche la Tumini è andata a cena, non ha fatto sesso e ha preso soldi. E quello che la procura agita sulla signora Polanco sono solo mezzi indizi, ma mezzo indizio più mezzo indizio non fa un indizio, fa sempre zero. La verità è che Berlusconi ha amato circondarsi da tante ragazze. Una era certamente la Polanco. Con la Polanco ha riso. Si può dire che sono diventati amici? Ha scherzato, ha certamente cantato, ha chiacchierato, l'ha conosciuta, si è fatto raccontare la sua vita, la sua storia, ha deciso di aiutarla, spontaneamente oppure perché lei gli ha chiesto dei soldi. Ma siamo d'accordo che Berlusconi con i suoi soldi può fare quello che vuole? Siamo d'accordo che ognuno di noi con i propri soldi può fare quello che vuole finché non commette un reato? E se ti rendi conto un giorno che per causa tua una persona più fragile di te, più indifesa di te, viene bollata dalla Procura della Repubblica come una prostituta, viene bollata come prostituta dalla televisione, dalla stampa, da internet, cioè dal mondo in cui questa lavora, e ne viene espulsa perché nemmeno più il figlio di Berlusconi la fa lavorare in televisione, ma potrà essere normale, umano, provare un sentimento di sentirsi in colpa e magari aiutarla elargendo dei soldi? Ma la procura, dicevo, punta a distruggere la figura dell'imputata e sostanzialmente dice: se ha venduto il suo corpo, figuriamoci se non vende una testimonianza a questa donna prezzolata, e anche prezzolata è un termine usato dalla procura. Una che vende il suo corpo non può non trasformare la deposizione in una marchetta. È un'equazione perfetta, secondo la procura. Se passa che la Polanco è una prostituta, vende tutto di se stessa, corpo, dignità, figuriamoci se non vende una testimonianza. Che cosa serve ancora, secondo la procura? Perché infatti altro non c'è. Ma se la base di partenza è falsa, dicevo, se la procura ragiona così, noi abbiamo un metodo di ricerca falsato da questo bias. E allora successivamente tutti i singoli elementi patiranno il problema di essere falsati da un pregiudizio cognitivo e arriveremo necessariamente ad un risultato falso. Io immagino che il dottor Gaglio stia dicendo: avvocato, c'è Anna Roberts, c'è Chiesa Soprani, ma per carità, il secondo missile sulla Polanco sarebbe la Anna Roberts. Io non avevo mai visto un teste allontanato dall'aula perché polemizza ancora prima della sua testimonianza. Non l'avevo mai visto. Un esame che ci riporta al 1988, quando non c'era questo codice di procedura. Davanti alla Roberts, che continua a non ricordare niente in aula e continua a citare i suoi appunti, il suo articolo, è tutto un conferma quello che ha detto.
conferma quello che ha scritto, perché la signora Roberts in aula non ricorda proprio niente. Alla domanda della dottoressa Siciliano, c'erano delle differenze tra l'intervista del giorno prima e quella del giorno dopo? Lei non ricorda. Massima di esperienza. Se vivi un evento clamoroso, come potrebbe essere raccogliere uno degli scoop più grandi della tua vita, te lo ricordi benissimo. Il Presidente del Consiglio che ha rapporti sessuali con quella che sta intervistando, che ti sta dicendo che ha avuto rapporti sessuali con 2 minorenni, che ti sta dicendo che ha fatto sequestrare una minorenne, che ti sta dicendo che ha fatto sequestrare il ragionier Spinelli, ma puoi non ricordarti di questa cosa qui? Non te lo ricordi. E non ci si ricorda normalmente quello che si aggiunge, quello che si carica, quello che si appiccica per rendere una storia più interessante, più scoop, più sensazionale, consentitelo, più vendibile. E Mark Twain scriveva: se dici sempre la verità non devi ricordare nulla. La Roberts fa 2 incontri con Maristel Polanco, uno il sabato e uno la domenica. Nel giorno del sabato la Polanco le racconta di tutto e di più. Le racconta di tutto e di più. Ma ai noi la registrazione è andata perduta. Una registrazione occulta, come ricordava questa mattina la collega Boccardi. Una registrazione occulta perché senza permesso. Valutiamo anche questo aspetto del test. Straordinaria performance deontologica della giornalista. Voglio fare un'intervista, mi viene chiesto un pagamento per quello che dirò, io dico vabbè adesso trattiamo, nel frattempo di nascosto registro tutto. Ma io mi chiedo, avrà davvero registrato il sabato? Chi l'ha detto? Lo dice solo lei. Magari è tornata il giorno dopo proprio per registrare le cose che aveva sentito il giorno prima. Una che non ricorda che il telefono dove sarebbe stata registrata l'intervista clamorosa del sabato è andato perso, oppure si è rotto, oppure le è stato rubato. Non lo sa. Aveva portato il telefono con l'intervista del sabato subito, nel 2013, da un tecnico che gli aveva detto che non si poteva fare nulla, non si poteva ripulire quel file, era perso. E io mi domando, un file di quel tipo lì, che contiene delle dichiarazioni paragonabili come scoop al caso Clinton-Lewinsky, non ci investiamo qualcosa di più? Non lo facciamo vedere a un altro tecnico? Un giornale che è pronto a pagare 30.000 euro, non ci investe qualche centinaio di euro per tentare di recuperarlo? No. E non si sa neanche più dove è finito il supporto. Sta di fatto che il giorno dopo la signora Roberts torna ed è lì davanti a lei Maristel e il marito. A un certo punto il marito, lo sentite nell'audio, fa per andarsene e Maristel lo ferma e gli dice no, rimani qui perché voglio che lui senta, lui deve sentire tutto. Immediatamente dopo questo passaggio, non qualche minuto dopo, subito dopo, Maristel Polanco dice io non ho avuto rapporti sessuali con Berlusconi, cioè esattamente il contrario di quello che aveva detto il giorno prima, esponendosi così, evidentemente, davanti a un giornalista, alla domanda scusi ma ieri hai detto una cosa diversa, sarebbe una contestazione immediata, logica, quantomeno avrebbe dovuto aggrottare il sopracciglio. Nulla, non accade nulla. E badate che quando la Roberts vuole contestare la diversità di quello che è stato detto il sabato rispetto a quello che viene dichiarato la domenica, lo fa, non si ferma, non si tace. La Polanco dice ho visto 2 volte Ruby in una camera, subito la Roberts dice no, ieri hai detto che l'hai vista 3 volte. Ci sono 3 passaggi di quello che è venuta a dirci la signora Roberts che ci dimostrano che il suo ricordo non è attendibile. Non dico che ha fatto una falsa testimonianza, ma dico che avrà una memoria deficitaria, selettiva. Uno ve l'ho citato,
nella registrazione del giorno prima, che è inesistente perché quod non est in actis non est in mundo, la Polanco dice qualcosa di diverso. E io mi dovrei voltare dai giornalisti che sono presenti e a chiedere: si fiderebbero loro di scrivere un'intervista su queste basi? Cioè, i reati gravissimi di un Presidente del Consiglio ricordati il sabato e la domenica con diversità, con pezzi mancanti. Si fiderebbero di fare un pezzo in questo modo? Il loro direttore responsabile lo pubblicherebbe? Ma la Roberts scaltra, dicevo, e dice: queste modifiche intervengono perché c'è il marito ed è presente il marito, eppure è proprio la Polanco che lo invita a restare. E perché dovrebbe confessare il giorno prima delle cose che smentisce il giorno dopo, sapendo che quello è è la parte più interessante, le notizie più bomba, gli scoop più grandi? Perché dovrebbe farlo? Si esporrebbe lì davanti al marito e davanti alla giornalista a un'immediata contestazione. La Roberts ci dice che non aveva pubblicato l'articolo perché la Polanco le aveva detto che aveva paura. E poi pubblica l'articolo perché apprende che la Polanco si è trasferita in Svizzera e perché apprende che la Polanco ha scritto alla Procura della Repubblica. Quindi deduce, perché la testimonianza è molto deduttiva, che la paura della Polanco non c'è più. Io credo che lei abbia pubblicato l'articolo soltanto per un motivo, per il suo tornaconto personale. Lei sa benissimo che in quel preciso momento, mi concentro esclusivamente su un aspetto giornalistico, lei sa benissimo che in quel preciso momento stanno uscendo sull'Espresso intercettazioni e articoli, ad oggetto il caso Ruby, e il suo materiale continua a valere sempre di meno, giorno dopo giorno. Pensa che magari potrebbe saltare fuori un audio della Polanco e quindi la sua intervista finirebbe per valere nulla. E allora la grande idea la spara più grossa di tutti, anche se non è autorizzata, anche se non le faccio rileggere l'intervista, tanto la Polanco non l'autorizzerebbe a pubblicarla. E perché non autorizzerebbe alla pubblicazione la Polanco? Bah, forse perché l'intervista gliel'hai rubata, forse perché non le hai dato €1, forse perché magari in quell'intervista Maristel Polanco ha detto delle cose che non sono vere e quindi prima di farle scrivere ci pensa 2 volte. Può essere anche questo, ma sono ipotesi. Lei ci dice a pagina 40 delle trascrizioni del suo esame, su domanda dell'avvocato Cecconi, che non sapeva come verificare le notizie che la Polanco le forniva. Alla pagina 51 ci dice che lei non sa se la signora Polanco fosse una persona credibile e attendibile. Di nuovo dovrei girarmi ai signori giornalisti e chiedere: voi pubblichereste in queste condizioni? A pagina 48, su mia domanda, ci dice che per lei la signora Polanco era una criminale e non aveva il diritto di negare la pubblicazione dell'intervista. Lo aveva già deciso lei. E allora, come vedete, non è vero che ha aspettato con il suo buon cuore che la signora Polanco fosse al sicuro in Svizzera e scrivesse alla procura. Lei ha semplicemente aspettato il direttore nuovo, il momento nuovo e il periodo migliore per far uscire l'intervista rubata, senza un'autorizzazione, perché non aveva diritto a negare la pubblicazione, perché è colpevole. Sentenza Anna Roberts. La deposizione Roberts ci evidenzia poi altre e molteplici difformità logiche e ci dovrebbe appunto mettere in guardia dall'attendibilità dei suoi ricordi. Mancano i pezzi della sua intervista, li colma lei, con le sue supposizioni, che però si smentiscono l'una con l'altra. Questa vicenda delle questioni che la Roberts non ricorda mi consente di trattare anche un tema legato col famoso contratto Infront Italy, che l'accusa ritiene simulato.
Il dottor Gaglio, pagina 16, domanda alla signora Roberts se la Polanco le aveva confidato che il contratto con Infront fosse apparente o simulato. La Roberts dice che non lo sa. Il dottor Gaglio insiste, ma lei non ricorda. Lui contesta. Allora lei dice, se l'ho scritto nell'articolo me l'avrà detto. Non vuole rispondere ad altre domande perché dice che sarebbe speculazione, perché lei non sa nulla di quel contratto lì. Allora, intanto notiamo una risposta particolare che dà la signora Roberts. Se l'ho scritto me l'ha detto. Allora, a contraris, se non l'hai scritto, non te l'ha detto. E ci sono pezzi interi della sua testimonianza, della sua deposizione, che non troviamo in quell'articolo. Ma poi nell'articolo è scritto che aveva in effetti la Polanco un contratto, ma era stato Pier Silvio Berlusconi a non volere che lei andasse in onda, che è completamente diverso da dire che c'è un contratto falso ed apparente. E se guardiamo gli accertamenti su questo contratto, ci viene detto che c'è poco niente, forse qualche mail. Scusate, mi chiedo, ma quando io ogni anno sottoscrivo puntualmente al mese di settembre il contratto con la palestra e poi puntualmente ogni anno non ci vado, è un contratto simulato perché non ci sono le beggiate d'ingresso? È un modo alternativo per fornire del denaro alla mia palestra? Non credo. Il contratto era validissimo, e Pier Silvio Berlusconi non vuole che la Polanco vada in onda perché è invischiata nelle vicende di suo padre, ma io umanamente lo capisco, lo posso capire. E allora cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbero dovuto risolvere il contratto Infront Italy Carpe Diem della signora Polanco andando da un giudice a dire Pier Silvio non vuole. Ma giuridicamente si può fare una cosa di questo tipo? Sta in piedi? E quando la procura ci dice che è un contratto simulato, usa un concetto giuridico preciso, previsto dagli articoli 1414 e seguenti del Codice Civile. Simulato non è un aggettivo a caso, non è il sinonimo di apparente, finto, inscenato. Per definirsi simulato un contratto deve passare da un accertamento giudiziale davanti al giudice civile nelle forme dell'articolo 1417. Nessuno ha promosso quell'accertamento. Quel contratto non può definirsi simulato, punto. E vedremo poi la ricaduta di questa vicenda in punto di richiesta di pena e di confisca. Il terzo missile che lancia la procura sulla signora Polanco è la testimonianza di Chiesa Soprani, che è il Jack in the box della procura. Si autodefinisce il superteste, si vanta di avere avuto processi celebri, Vallettopoli, passa l'avvocato Chiesa, si ricorda di me. La sua testimonianza è però, per la posizione di Polanco, totalmente irrilevante, al di là dell'inattendibilità generale di questo teste. Quanto riferito da Chiesa Soprani, non voglio mancargli di rispetto, non voglio davvero mancargli di rispetto e non voglio essere offensivo, ha profili di mitomania. Lui è il confessore di tutte le ragazze, sa tutto, gli hanno raccontato tutto nei minimi dettagli, quello che sa più di tutti. Lui vale 3 milioni, ci dice. Ammette peraltro che se gli avessero offerto dei denari forse magari li avrebbe anche presi. Di Maristel Polanco ricorda di avergli pagato la babysitter per la bambina, che è quasi maggiorenne. Ricorda le confidenze di quando si era fidanzata con il signor Vacchi, dal 2007 al 2010, ma non si ricorda se è amica di Barbara Guerra, lui che è uno dei migliori amici di Maristel Polanco. Se Maristel Polanco ha avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi, ci dice, a pagina 20 dell'esame, non mi va di confermare che Maristel mi ha detto sì, ho fatto sesso con Silvio Berlusconi, però è molto probabile che me l'abbia detto lei, ma in questo momento non riesco. E allora lo stesso dottor Gaglio si mostra consapevole che questa risposta è inutile, è un buco nell'acqua per l'accusa, e tenta il recupero, ma via, cerchi di ricordare una confidenza su rapporti sessuali con Silvio Berlusconi, se gliel'avesse fatta la Polanco se lo ricorderebbe, è una circostanza a ricordare.
stessa cosa che è successa alla Roberts. Ma niente, anche qui il superteste non si ricorda. Lui che sa tutto vale 3 milioni, non si ricorda. E di nuovo citerei Mark Twain: se dici la verità non devi ricordare nulla, non devi ricordare nulla, lo sai. Ammette di non ricordare distintamente, allora lei, Presidente, lo richiama sul senso della testimonianza, che, voglio dire, cerchiamo di dire qualcosa di sensato, cerchiamo di ricordare, ma lui niente, non riesce a scandagliare nei ricordi. Consentitemi la battutaccia, che è cattiva, ma a quest'ora la posso fare. Vale molto meno di 3 milioni un test così, molto meno di 3 milioni. Risponde alle mie domande, pagina 69, e mi dice: in merito a Maristel Garcia Polanco non ho il pensiero chiaro di lei che mi abbia riferito queste cose. Presumo, anche se in tribunale non bisognerebbe presumere che me l'abbia detto, però non ho un ricordo vivo di Maristel che mi dice ho avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi o altri. In questo momento io non ce l'ho presente. Chiedo allora io, non è un suo ricordo, è una presunzione? Risposta: sì, perfetto. È lui che mi dice perfetto, io devo dire che è perfetta questa risposta. Perché le presunzioni del testimone proprio non ci interessano, non ci servono. E quindi è per questo che per la posizione Polanco è totalmente irrilevante. E questi erano i 3 missili che la Procura ha puntato e lanciato su Maristel Polanco, che non credo l'abbiano proprio colta nel segno. Rimangono alcune questioni normative su cui vorrei brevemente intervenire, perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto meglio di me e hanno già proficuamente affrontato le tematiche, ma vorrei comunque aggiungere qualcosa. Questo è un procedimento, dicevo prima, che fa sentire il peso della toga, me lo fa sentire, e io l'ho avvertito in un momento preciso, il 3 novembre del 2021, il giorno della vostra ordinanza. Letta l'ordinanza su una questione tecnica, oggettiva, va anche poi spiegata alla propria assistita, una sudamericana digiuna di procedura penale italiana. E così è accaduto. Ed è lì che, nonostante la Procura a pagina 37 della memoria sull'accordo corruttivo sostenga che la difesa ha errato nella lettura dell'ordinanza, è lì dicevo che io mi prendo il peso di un consiglio alla mia assistita e sento il peso della toga, perché si illustra il contenuto dell'ordinanza e Maristel Polanco decide di non rendere dichiarazioni, che era tra l'altro la prima che sarebbe dovuta venire in aula a rendere dichiarazioni. E dopo di lei tutti hanno rinunciato a rendere dichiarazioni. Ho anche dispettito il tribunale perché avevo fatto saltare un'udienza in aula bunker, pagherò pegno. Quindi la lettura errata dell'ordinanza, che però errata non mi pare perché è stata condivisa da tanti colleghi, muta la strategia processuale, ed è la signora Polanco che lo scrive di suo pugno al tribunale e dice: vista la decisione del tribunale e sentito il mio difensore, spiegata dal mio avvocato, ritengo di non rendere spontanee dichiarazioni. La scelta della signora Polanco dipende dall'ordinanza. Ora la Procura ci dice: revocate l'ordinanza. Questa però non è assolutamente la fase per chiedere questa revoca, è una richiesta irrituale. Eventualmente l'ordinanza potrà essere impugnata dalla Procura insieme alla sentenza, quando contrapporranno delle motivazioni tecniche e oggettive, e allora vedremo poi dopo cosa accadrà alle scelte difensive, alle scelte personali che sono state legate a quell'ordinanza. Ma questo lo dico perché mi consente di chiarire un punto. Quando ho assunto la difesa della signora Polanco, una collega scherzosamente mi ha detto: auguri. Un altro collega mi ha detto: bella ma pazza. La Procura, impersonale e certamente scherzosamente, mi ha detto: la sua è quella che ci ha preso in giro. La signora Polanco è stata percepita per lungo tempo come la quinta colonna dell'accusa e al tempo stesso come una che andava a prendere in giro i pubblici ministeri, perché prometteva rivelazioni che poi non faceva.
Io vi devo dire però che per tutto il tempo delle indagini, io non l'ho assistita in quel periodo, è evidente che la signora Polanco era stata abbandonata a se stessa e non aveva una persona con la quale confrontarsi o della quale si fidava. E vi devo dire che una donna sudamericana con un bambino piccolo, al quale Chiesa Soprani pagava la babysitter, è stata raggiunta in questi anni innumerevoli volte da messaggi del seguente tenore: stai attenta perché ti porteranno via i figli se ti condannano. E l'ultima volta è accaduta quando ci sono state le richieste conclusive della procura, 5 anni. La mia assistita e le sue amiche avevano capito che gli aveste dato voi 5 anni. Quindi la scuola che telefona, ma cosa succede? I bambini ti portano via i bambini. E allora voi capite che in un clima di quel tipo lì, tu ti basi sul consiglio del primo che passa e che ti dice fai così, poi il giorno dopo ne trovi un altro che ti dice fai cosà, poi un amico ti suggerisce quello, il tuo collega ti suggerisce un'altra cosa, e lei questo ha fatto. Perché è terrorizzata, perché è allo sbando, fino a quando poi trova immeridevolmente un avvocato e decide di deregargli la sua difesa. Ed è vero che la Polanco è oggettivo, si potrebbe definire che ha avuto una condotta ondivaga, ma quello che conta per il mio ruolo è che ad un certo punto, da un certo punto, ha incominciato ad avere una difesa tecnica che si misura con le prove portate dall'accusa. Nel processo si difende dal processo, ma non deve difendersi da quello che sta fuori dal processo. Quella è un'altra questione. E allora, quando io do un suggerimento dopo la vostra ordinanza, un suggerimento di tipo tecnico, strategico, non è da imputare a un nuovo, ennesimo, inspiegabile, folle cambio di rotta della bella mapazza, ma è il riflesso dell'oggettivo cambio del quadro probatorio, del cambio di strategia. E prima di andare a parlare con la mia assistita, ho approfondito anch'io la questione. Sono andato oltre la sentenza Mills, che ormai conosciamo tutti come la Franzese. Sono andato a vedermi tutta la giurisprudenza e ne ho trovata una. Stamattina Jacopo Pensa citava una sentenza del 98, la cito anch'io, che mi sembra addirittura superare la Franzese. Non è una sezione unita, è una sezione sesta, la 8851 del 1998, che ci dice, che amplifica addirittura il portato dell'esimente. Il tenore e la ratio dell'articolo 384, secondo comma, impongono di ritenere che la causa di non punibilità da detta norma prevista, applicabile a chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, operi indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di coimputato o di imputato in un procedimento connesso nel momento in cui è resa la testimonianza, e che possa, pertanto, trovare ingresso anche nel caso in cui il soggetto, assunto come testimone, senza che al momento della deposizione risultassero indizi di reità a suo carico, venga successivamente sottoposto a procedimento penale per un reato connesso a quello relativamente al quale aveva reso falsa testimonianza. E invero, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, di cui è l'articolo 3 Costituzione, discriminando un soggetto dall'altro in relazione ad adempimenti e ricognizioni esulanti dalla sua sfera di controllo e sostanzialmente indifferenti agli effetti del suo diritto di non autoaccusarsi. Più chiaro di così mi sono detto. E svelo, non me ne vogliano i colleghi, quello che è accaduto poi il 3 novembre tra noi difensori. L'abbiamo pensato un po' tutti. Se i nostri imputati non potevano essere sentiti come testimoni, non può esserci la falsa testimonianza. Se non potevano essere testimoni, non erano pubblici ufficiali, quindi non può esistere la corruzione in atti giudiziari. Fine del processo. Davanti a questa soluzione algebrica che si profilava nelle prime ore, la Procura ci dice, in sostanza, guardate che la corruzione sta in piedi e come? Perché esiste l'articolo 360 del Codice Penale e mi pare che oggi poi si contraddica perché chiede in realtà la revoca, non è sicura di questa applicazione.
Quindi per la procura i reati sussisterebbero comunque perché troverebbe applicazione l'articolo 360. Ora, l'articolo 360 me l'aveva fatto studiare il mio professore all'università, Mario Romano, e io questa norma me la ricordavo perché fa parte di quelle norme eccezionali, perché fa eccezione a una regola, cioè che la qualifica pubblicistica deve sussistere nel momento del fatto. E il testo della norma mi pare chiarissimo: il reato proprio può in talune circostanze sussistere se è commesso dopo la cessazione della qualità di pubblico ufficiale, qualità che evidentemente il soggetto deve aver avuto, perché il verbo cessare significa finire, avere termine, interrompere. Si finisce, si termina, si interrompe qualcosa che è iniziato prima, non si può finire, interrompere, terminare qualcosa che non ho mai iniziato. Io non tedio il collegio perché il rischio di annoiarvi a questo punto non è un rischio ma è una certezza e sarebbero solo ripetizioni, ma vi voglio però illustrare una questione legata all'articolo 360 ed è questa: in sole 2 norme del codice penale io ho trovato un riferimento alla perdita della qualità in un reato proprio. Una è l'articolo 360, l'altro è l'articolo 242, comma 3 del codice penale, che punisce un altro reato proprio, cioè la condotta del cittadino che porta le armi contro lo Stato. Il comma 3 del 242 dice: agli effetti di questo titolo è considerato cittadino italiano chi ha perduto per qualsiasi causa la cittadinanza italiana. Esiste la relazione al Re sul codice penale, datata 19 ottobre 1930, che alla pagina 4482 dice: la perdita della cittadinanza fa venire meno alcuni obblighi giuridici verso lo Stato, ma non può far venire meno quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale trasforma in giuridici. Questa relazione ci spiega, dal mio punto di vista, con grande chiarezza il ragionamento che fa il legislatore del codice. Se hai avuto una particolare qualità, devi comunque comportarti responsabilmente anche quando quella qualità l'hai perduta. E questo perché io, legislatore, ti estendo la responsabilità che hai avuto e che da te pretendo e ho preteso, la estendo successivamente, la prolungo, la ultrattivo, perché tu hai rivestito una particolare qualità, una particolare funzione pubblica, qualcosa che comunque coinvolge lo Stato. Sarai comunque chiamato a rispondere delle tue condotte connesse a quella qualità lì, anche dopo che quella qualità l'avrai persa. E allora parafrasiamo il 360, eccezionalmente può essere considerato pubblico ufficiale anche chi ha perduto tale qualità di pubblico ufficiale che prima aveva, se commette un reato connesso alla sua precedente qualità. La norma è precisa, la qualità deve essere esistita concretamente, avevi la cittadinanza, eri pubblico ufficiale. Non esiste la cittadinanza putativa, non sei pubblico ufficiale putativo. O c'è o non c'è, o c'era o non c'era. Tertium non datur. E non è una questione temporale, è una questione funzionale. Perché fa proprio riferimento alla funzione, come ci spiega appunto la relazione al Re. Ed allora l'esempio che porto è il seguente: me li ha rubati tutti l'avvocato Siniscalchi, mi è rimasto questo. A tutti noi è capitato, specie se si è con la toga indosso, in un corridoio di tribunale, di essere fermati da un cittadino che ci allunga un foglio e ci dice dove devo andare. Ora, se leggendo quel foglio ipotizziamo una citazione diretta a giudizio, un avvocato che si trova lì per caso vede il cittadino, che è anche l'imputato, e gli dice: guardi, io sono il suo giudice, mi dia 1.000 euro, la assolvo subito senza neanche fare la sentenza, tira fuori la penna e scrive sul foglio assolto e mette uno scarabocchio, e il cittadino i 1.000 euro glieli dà. Che reato è? Che reato è? Che reato commette il cittadino? Che reato commette l'avvocato? Ma sarà truffa, sarà sostituzione di persona, sarà circonvenzione di incapace, tutto quello che volete,
ma certamente non corruzione in atti giudiziari, perché non c'è un pubblico ufficiale. Se invece va in pensione il ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e per arrotondarsi la pensione decide di rivendere i risultati delle ricerche fatte, non c'è dubbio che continuerà a compiere il reato di quell'articolo 325, perché la qualifica l'aveva avuta. E quindi davvero ho trovato inconferente il richiamo all'articolo 360 del Codice Penale. Un'ultima osservazione, sono quasi alla fine, relativa alla dosimetria della pena e alle richieste di confisca. Io vi ho parlato di Maristel Polanco che avrebbe mantenuto una condotta ondivaga, dichiarando di voler parlare e poi non ha detto nulla. Vi ho ricordato anche il concetto di contratto simulato che non mi pare applicabile alla fattispecie. E perché ve ne parlo ora? Perché le richieste di pena formulate mi sono sembrate un po', come posso dire, sbilanciate. In che senso? Non me ne vogliono i colleghi, ma a fronte di medesime ipotesi, a fronte di medesime responsabilità, come possono esserci delle richieste di pena così diverse? 5 anni di reclusione per avere in ipotesi percepito 5 milioni di euro e 5 anni di reclusione per avere in ipotesi percepito 269.000 euro come Maristel Polanco? Allora mi sono dato 2 spiegazioni, una maliziosa e una diversa matematica. Vi dico la maliziosa prima. Sono 3 le richieste di pena a 5 anni per somme anni luce lontani dai 5 milioni di euro dell'altra persona a cui vengono richiesti. E sono Maristel Polanco, Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, cioè le 3 imputate che avevano annunciato che avrebbero fatto rivelazioni. Sarà mica che la procura le ha volute punire? Consentitemi la battuta che è fatta solo sui tempi verbali. Solo sui tempi verbali. Secondo la procura, le ragazze sarebbero state pagate da Berlusconi per non parlare. Secondo la procura, le ragazze meritano una pena maggiore per non aver parlato. Aderisco però senz'altro all'altra spiegazione, quella matematica. La richiesta di 5 anni è accompagnata da una richiesta di confisca. Le 3 imputate, Polanco, Sorcinelli e Guerra, sono le uniche che avrebbero percepito somme superiori ai 200.000 euro. Quindi, dato numerico, presi più di 200.000 euro, 5 anni di reclusione. Però, nel caso della Polanco, 269.000 euro, sono comprensivi degli importi di cui è il contratto Infront, che è di 75.000 euro. E allora il pubblico ministero richiede la confisca di quegli importi perché ritiene quel contratto simulato. E allora, matematica, se io sottraggo dai 269.000 euro i 75.000 euro che certamente non possono essere ritenuti oggetto di un contratto simulato, scenderemmo sotto i 200.000 euro e quindi dovrei avere un'altra richiesta, una pena inferiore con tutte le conseguenze del caso, specie in punto di esecuzione. Ma diciamo che questo l'ho detto soltanto per formularvi un'osservazione e perché lo pensavo da quel giorno, ma tanto le mie richieste sono in un senso diverso. Io concludo, credo che la Procura abbia impostato tutto questo processo però essendo scivolata in un bias cognitivo. Tutto è stato letto in un solo modo, perché solo in quel modo la Procura è riuscita a vedere i fatti, a leggere gli SMS, i video, gli audio. È finita in un tunnel dal quale non è riuscita a uscire e ha dato soltanto da quel tunnel lì le interpretazioni di ogni documento, di ogni comportamento. Non poteva che essere la prova della prostituzione e dell'accordo corruttivo, tutto quello che è stato raccolto. E questo bias ha condizionato, come dicevo, tutto lo svolgimento delle indagini. Siccome per la Procura gli imputati sono stati certamente colpevoli di prostituzione, di corruzione, di falsa testimonianza, non si è fatto altro che rintracciare e rileggere tutti i segni che potessero suffragare questo tipo di colpevolezza. Solo perché l'ho letto questa mattina. In teologia si chiama vaticinium ex evento.
Cioè rileggo tutto al contrario e decido che allora i segni c'erano già, i segni c'erano. Ma questo non è il modo corretto di procedere. E allora, come ha detto la dottoressa Siciliano, all'udienza dell'8 settembre 2021, siamo tutti tra persone per bene, tutti, fino a prova contraria. E la Procura, che ha un ufficio impersonale, ma è composta da magistrati che sono persone, può sbagliare. Io credo che abbia sbagliato e chiedo a voi, signori del Tribunale, di accogliere l'invito di Sant'Agostino, interficite errores diligite errantes, e chiedo per la signora Polanco l'assoluzione da tutti i reati perché il fatto non sussiste. Grazie Avvocato. Adesso facciamo una pausa e poi devono parlare i difensori di Risso, giusto? Va bene mezz'ora o avete bisogno di più? Ma quindi io dico quello che mi sembra più ragionevole, però dipende molto. Potrebbe anche essere ragionevole fare una piccola pausa, un piccolo pit stop di ossigenazione e poi senza pranzare, per dire, se ce la fate, se avete più. Sì, perché però mezz'ora non parlo fuori microfono. Beh, il Tribunale mezz'ora la fa di pausa per riposarsi, perché ascoltare è molto, è quasi più complicato. Forse un'ora. Cioè, noi abbiamo bisogno di mezz'ora di pausa, quindi casomai se volete una pausa maggiore, se volete, poi quanto dura il vostro intervento, perché poi bisogna vedere la proiezione sul finale del. Non credo molto, perché per un principio di parsimonia, noi genovesi siamo molto attenti alla parsimonia, avendo ascoltato tante questioni che sono state sollevate da altre difese, conterremo molto il nostro intervento. Ma il molto in qua cosa significa? Non più di un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Non più, ma sì. Comprensivo dei due interventi. Va bene, allora ci rivediamo alle 14:30.